Ciao ragazzi, benvenuti tutti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo a Malga Federa e abbiamo percorso il sentiero Gores de Federa, che con anche una piccola parte attrezzata molto divertente risale tutta la valle costeggiando costantemente il torrente. È veramente semplice ma molto bello. Oggi San Marco, il 25 aprile. Buona visione. Lately you don't feel like yourself, you kinda hate it. You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. You hide your pain, but I can see it etched on your face. I know the feeling, swear you're okay. You better breathe it, don't you walk away. 'Cause I feel you getting lost, I feel you trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal about the way that your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. Caught up thinking about myself, never took time to listen. Couldn't see that you were going through hell, now you're cold and distant. You say you're fine, but your heart is bleeding. Read me those lines, but they lost the meaning. I know something about you, demons in your eyes. I know you're afraid. I feel you getting lost, I feel you trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal about the way that your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. Eccoci arrivati a Malga Federa. Tra l'altro siamo a fine aprile, oggi è San Marco e sta nevicando, assurdo. Adesso è già tardino, mangiamo al volo e poi si scende. Speriamo apra un po' perché da qua il panorama è qualcosa di grande. Caught up thinking about myself, never took time to listen. Couldn't see that you were going through hell, now you're cold and distant. You say you're fine, but your heart is bleeding. Read me those lines, but they lost the meaning. Bene, abbiamo mangiato, ci siamo riposati un attimo, ma visto che qua sta nevicando sempre di più e si sta ingrigendo sempre di più, al contrario di quello che avevano messo le previsioni, noi iniziamo a scendere e tra l'altro credo che scenderemo per l'asfaltata perché il sentiero era ancora abbastanza umido e scivoloso, quindi vediamo di stringere i tempi. Ci vediamo giù. Tell me what's been going on. Ed ecco che
con il sole cocente rientriamo alla macchina. Peccato perché abbiamo preso neve lassù dove il panorama è qualcosa di grande. Da Malga Federas c'è una vista su tutta Cortina. Tu non lo hai visto. Da Malga Federas si ha un panorama fantastico su tutta la conca di Cortina, sui gruppi delle Tofane, Cristallo, Sorapis. Dietro si ha il Bec di Mesdi con la Croda da Lago. Veramente un peccato aver beccato questo tempaccio che non era proprio previsto, tra l'altro. Vabbè, 10 km, 650 metri di dislivello circa dal parcheggio dove di solito in estate si prende la navetta per il Rifugio Palmieri. E niente, sentiero che veramente consiglio a tutti, anche la parte attrezzata è veramente 4 passaggini molto semplici ma divertente, paesaggio unico. Niente, io vi ringrazio di essere stati con noi anche in questa avventura un po' nevosa. Vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!